Sono le luci calde del grande albero che campeggia al centro di Piazza Vittorio Emanuele II, il cuore del gioco di luminarie che decora in questo Natale 2020 il centro di Montagnana, in provincia di Padova. Le ordinanze regionali e di PCM che puntano a contenere la diffusione del Covid-19 hanno spinto anche la città murata a ripensare il tradizionale calendario di appuntamenti dedicati alle feste. Sì, quest'anno sicuramente un Natale diverso, un Natale che abbiamo voluto titolare Le luci di Natale sotto le mura, proprio per parlare di luce. Abbiamo infatti così organizzato le luminarie e il decori del nostro albero di un colore diverso rispetto agli altri anni, molto più caldo, proprio per trasmettere il calore alle persone. È quello che credo che noi dobbiamo fare in questo momento. Al posto di mercatini e attività di animazione, quest'anno si è pensato ad una serie di iniziative concrete per le famiglie e i negozianti. Con delle iniziative legate ai nostri bambini che comunque hanno un valore circolare, che poi riportano anche agli esercizi commerciali che, come ben sappiamo, abbiamo sì la problematica della nostra salute che è primaria su tutto, poi abbiamo anche un risultato negativo quest'anno rispetto alle entrate delle nostre imprese. Pertanto abbiamo voluto creare un progetto che così comprenda un po' la creatività dei nostri bambini, invitandoli a un concorso con dei disegni su dei biglietti augurali piuttosto che delle letterine per Babbo Natale, dove andarne poi a individuare ben 150 da premiare con un buono spesa da andare a spendere nelle nostre attività commerciali. Ecco, abbiamo voluto essere così vicini anche in questo modo alle nostre famiglie e non solo alla vivacità del nostro centro storico come eravamo di consueto abituati ad avere. Nell'ultima domenica, prima dell'entrata in vigore del decreto Natale, i protagonisti sono stati i bambini delle scuole elementari della cittadina, che sono andati a imbucare le loro letterine per Babbo Natale in compagnia dei genitori. C'è chi chiede giochi, chi libri, chi salute per il mondo intero. È un Natale un po' particolare, è un po' difficile per tutti, ma soprattutto per i bambini. E fortunatamente però viviamo a Montagnana, in questa zona in cui ci sono state tante iniziative anche per far sentire un po' di più ai bambini questo Natale. E anche questa letterina da portare a Babbo Natale era molto sentito ed è stata fatta proprio con molto entusiasmo. Letterina consegnata. Babbo Natale quest'anno arriva o non arriva? Arriva. Io ho chiesto un libro da leggere e 2 giochini per i miei animali, di cui lei, e poi una borsetta. Io comunque nella letterina ho chiesto, per prima di tutto che tutti i bambini e le persone stiano bene e poi ho chiesto qualche regalino. Montagnana non dimentica il suo spirito solidale. Anche quest'anno è stata promossa la raccolta di giocattoli per i bimbi dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà. Abbiamo voluto anche sensibilizzare le famiglie a essere solidali, di essere solidali all'interno del nostro paese chiaramente e solidali anche verso l'esterno. È già il secondo appuntamento dove patrociniamo un'iniziativa dell'Associazione Montagnana con te che raccoglie dei doni per un istituto provinciale, Santa Maria della Pietà di Venezia, per i bambini meno fortunati. Abbiamo quest'anno appunto invitato a fare delle raccolte di giocattoli nuovi, quest'anno non usati a causa del Covid, ma proprio per poter permettere anche a loro di vivere dei momenti tranquilli in questo periodo. Quest'anno un augurio particolare e veramente forte va al nostro personale sanitario, al personale dei nostri ospedali, al personale dell'RSA, va alle forze dell'ordine, va al personale scolastico tutto, va ai nostri volontari che sono sempre vicini alle nostre esigenze, ma soprattutto un abbraccio veramente vivo e caloroso va a tutte quelle persone che si troveranno con un posto vuoto quest'anno a tavola. Un augurio particolare alle persone che sono ancora oggi ammalate e un abbraccio veramente di cuore da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione di Montagnana a tutti voi. Buone feste e anche un buon anno.